Nei primi 10 mesi del 2020 le morti sul lavoro in Veneto sono state 71, ben 10 sono collegate a un contagio da Covid. Il virus pesa anche sulle denunce degli infortuni non fatali. Delle quasi 50.000 domande presentate fino a ottobre, 5.500, più del 10%, sono riconducibili alla pandemia. I dati vengono dall'ultima elaborazione dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre e fotografano un deciso peggioramento della situazione generale. Soprattutto sono diminuiti gli infortuni in itinere perché chiaramente ci sono meno lavoratori che si spostano o che lavorano in smart working e di conseguenza gli infortuni complessivi sono diminuiti. L'infortunio mortale o comunque l'infortunio derivante dal Covid è andato a coprire i mancati infortuni che ci sono stati per mancanza di ore di lavoro e addirittura ha peggiorato il dato complessivo. Nel complesso, rispetto al 2019, le morti legate a incidenti sul luogo di lavoro sono aumentate nella nostra regione di circa il 15%. La provincia veneta più colpita è Verona con 20 vittime, Venezia e Treviso ne contano 13 ciascuna, seguono Padova e Vicenza con 9, Rovigo 4 e Belluno 3.